giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Microfoni apertissimi in simultanea con noi quando sono scoccate addirittura già le 12:45. Che giorno è? Radio Libertà insieme a Francesco il Grande, entrambi sospesi a 138,4 metri sopra il livello del mare. Come sempre l'abbraccio forte alla signora Adriana Angela, Carmela e Clotilde. Loro ci seguono, ma vi assicuro che ci seguiscano pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Radio Libertà, chi ci si abbona, chi vi si abbona, chi si abbona a Radio Libertà, che ha oltre 100 anni. Meditate gente, meditate. Poi vi ricordo ancora che oltre al canale televisivo esiste la Radio DAB, esiste l'applicazione per il cellulare, davvero molto forte, non è tanto che l'ho usata, anche veramente funziona benissimo. Poi il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook dove il sottoscritto pubblica nel cuore della notte come vi ricordate, Conte, che non è un po' molto da ridere, perché se penso al coprifuoco, vabbè, andiamo oltre, perché bisogna mettersi alle spalle anche certe cose senza dimenticarlo, ovviamente. Comunque io metto sempre la sinossi delle interviste che poi ritroverete oltre la pagina, quindi donne e uomini di buona volontà, siete avvisati a stenersi fannulloni. Poi il Twitch, il sito di Ultima Generazione. Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo devoti e riconoscenti. E poi naturalmente, anche se un po' fasi alterne, il sito YouTube. E questi sono gli applausi. 90% l'umidità, 1015,2 millibar la pressione, 6,1 gradi centigradi sopra lo zero esterni. La commissione interna mi garantisce che invece internamente i gradi sono 24,3, sempre centigradi sopra lo zero. Allora, linee aperte come sempre, 0292947222. Lo ripeto, 0292947222. Invece per quanto riguarda il WhatsApp, 340 670 9659. Adesso andiamo come sempre a presentarvi, però prima di cominciare con il che giorno è, vi presentiamo la scaletta, non è il palinsesto, è la scaletta del oltre la pagina. Vi ricordo anche chiaramente le notizie di oggi. È stata finalmente liberata Cecilia Sala. Personalmente, per motivi di età, sono così legato. È scomparso Rino Tobasi, veneranda all'età di 90 anni, e sicuramente lassù sul suo personalissimo cartellino avrà qualcuno da segnarsi. È una figura storica dello sport italiano, giovanissimo, ha organizzato importantissimi incontri di pugilato quando la box era il secondo o terzo sport in Italia, e poi ha seguito tutti gli sport, in particolare il tennis, e poi c'è una telefonata. Allora la precedenza a chi
e dall'altra parte della cornetta, anche se ormai le cornette non esistono più. Pronto? Pronto, ciao Pierluigi, buon anno, sono Marco da Torino. Grazie, ciao. Ciao, senti, una cosa che mi sta un po' sul gozzo, adesso vedi che c'è questa storia qui del fatto che c'è stato a Milano, di quello che hanno investito, polizia assassina. Allora, io vorrei capire, una volta per tutte, se sta polizia è vessata e contestata sempre o solo quando fa comodo? Io mi astengo da ogni giudizio, io vorrei solamente un'equità di comportamento, perché non mi pare che i media, i pensanti siano scagliati sulla polizia quando andava a randellare e a idratare i poveretti che a Trieste chiedevano il lavoro quando c'era quella specie di, chiamiamolo lockdown, no? E come non vanno a protestare, non si mette nessuno quando vanno a picchiare o fare presidio a dei poveri cittadini che manifestano contro il taglio degli alberi. Ti faccio presente che qui al Parco del Mesino a Torino, che è un'area protetta magnifica, stanno facendo delle devastazioni incredibili per fare un ipotetico centro sportivo. Anche lì polizia in assetto antisommossa. Allora, porca di quella putrella, allora sta polizia cosa fa? Difende semplicemente i delinquenti e si accanisce sui poveretti, mi piacerebbe semplicemente che avessero un'unità di giudizio. Vorrei sentire il tuo commento. Comunque spero che solo quest'anno sia almeno non peggiore del precedente. Ciao caro, buona fortuna a tutti. Grazie. Almeno per quanto riguarda il sottoscritto, il peggiore del precedente, vi saluto. No, no, non sarebbe peggiore andarsene. Guarda, la, bisogna entrare no, lasciamo perdere, questi sono discorsi miei, che poi i miei discorsi seri inopportuni che vi fanno perdere tutte le occasioni giuste. Seriamente, intanto c'è una cosa che registro. Marco da Torino mi riferisce un fatto che sta succedendo anche a Bologna, cioè stanno tagliando un parco per fare delle costruzioni di diversa destinazione. Come a Bologna, amministrazione di sinistra, abbattono gli alberi, i cittadini protestano e non se ne sa nulla. Detto questo, tutti i gatti sono bigi, così come non credo che, e l'ho sempre sostenuto, per esempio, non penso che gli immigrati, anche se io avevo la rubrica mai più senza, non ho mai pensato che gli immigrati, anche se il 30% commetteva, erano l'8% all'epoca e commettevano il 30% dei delitti, non ho mai pensato che fossero delinquenti. Personalmente non penso che tutti coloro che indossano una divisa siano santi immacolati. Ci sono delle eccezioni, ci sono anche i contesti, perché salutiamo Francesco e subentra Lorenzo il Magnifico. Ho letto velocemente, quindi non vorrei sbagliare, magari prendere male le misure, ma quei commenti che letti a freddo sembrano sinceramente inaccettabili, poi devi entrare nel contesto, quindi penso che ci siano persone che saranno dedicate, incaricate di verificare la realtà. Poi comunque alla fine è inutile girare, menare il can per l'aia. Io ho detto la mia, non penso assolutamente nella maniera più assoluta, perché se gli islamici fossero tutti pericolosi e delinquenti, sono, non so, 2 o 3 milioni in Italia, avremmo la guerra civile in strada. E se i poliziotti fossero tutti briganti, assassini come li vuole la sinistra, sarebbe un disastro. Ci sarebbe il sangue per la strada ugualmente. Quindi santi ed eroi, vittime, assassini, bisogna un po' collocarli dove sono, bisogna individuarli dove stanno. Ci si affretta sempre al giudizio finale. Poi che in Italia ci sia questa scuola di pensiero per cui chi indossa la divisa è sempre comunque un porco fascista, l'abbiamo vista dai tempi di Cossiga Boia, quando in piene Brigate Rosse Cossiga, messo dall'interno, diede ordine alle forze di polizia di sparare ad altezza d'uomo. Ce ne sarebbero da raccontare. Comunque una cosa è certa, di una cosa sono sempre stato sicuro, e il tempo che passa me la
me la attesta, me la accerta, me la convalida. Non esiste la tinta unita. Ci sono davvero molte situazioni, le più diverse e le più disparate e anche le più imprevedibili. Andiamo avanti, troppa saggezza in questa radio. Allora, vi dicevo la notizia: Cecilia Sala sta rientrando in Italia, il papà sono orgoglioso di lei, ed eccola qua. Trump mostra su Truth, come si pronuncerà? Una mappa con il Canada da parte degli USA. Los Angeles minacciata da un incendio, 30.000 sfollati, non si riesce a contenere le fiamme. È morto Rino Tommasi, grande firma di tennis e box. E poi i funerali di Le Pen confermati sabato nel sorpresa di Natale. Allora, che giorno è? No, scusate, oltre la pagina vi faccio un po' il riassunto. Ho letto, credo, su Libero, la portavano in giro come la Madonna Pellegrina. Era lo scritto nella sinossi di questa intervista. La taumaturgica, questa è bella, questa è scritta bene, questa è scritta perché io so scrivere, anche tanti altri, per carità, non solo da solo. La taumaturgica sciamana del campo largo. E poi è arrivata la comunicazione dell'ufficio del collegio di garanzia elettorale che l'ha destituita per irregolarità. Poi anche qui le cose non sono mai così lineari come si presentano, perché qualcuno ha osservato che in questo collegio di garanzia c'è la sorella di un parlamentare di Italia Viva, mi sembra, insomma, forse non è così trasparente come sembra, però non ha eccepito ai 7 punti che le vengono contestati. E ve lo posso dire, questo ve lo posso dire adesso seriamente, su esperienza personale, anche da militante antico della Lega, sono state commesse delle leggerezze inammissibili. Non avere il mandatario è clamoroso. Sono stato nel 2001, pensa a te, ero addetto stampa di un candidato della Lega al Senato, persona meravigliosa, a Venezia. La prima cosa, quando ci siamo riuniti tutti quelli che andavano a portare volantini, io e altri due che seguivamo un po' giornali eccetera, la prima cosa, il mandatario, 2001, era la figura del mandatario, era un riferimento definitivo, determinante. La persona per cui lavoravo è una persona in gamba, un professore, quindi una persona preparata che aveva anche alcuni anni alle spalle di militanza della Lega, quindi uno capace, per carità, cioè non uno scappato di casa, uno bravo, ecco, da prendere ad esempio. Ma questa signora Todd è un industriale importante di successo. Come è stato possibile commettere così tanti errori? 7 punti. Poi addirittura il mandatario che non ha firmato, quello che non si è qualificato, era l'avvocato senatore, capogruppo è stato anche Ettore Licheri, è quello con la faccia super simpatica, è quello che vedete ogni tanto è sempre pieno di indignazione, di superiorità. Gli altri sono tutti malvagi, cattivi, inferiori, stupidi, eccetera. E quindi anche qui c'è del marcio nel sassarese, viene da pensare, anche nel nuorese. Ne parleremo con Pietro De Leo, perché poi va anche detto che la Kamala Harris nuorese al secolo Alessandra Todde si è visto anche che tanta simpatia non la riscuote, perché il Corriere, che non è certo di sinistra, è stato spietato, ha riportato anche le sue contraddizioni, quando in un'intervista disse: "Oh, mi sono pagato io la campagna elettorale, ci ho anche rimesso". Poi invece no, non era vero niente. Onestà, va detto anche questo, insomma. Quindi guardate, i punti ve lo dico perché chi è stato militante o chi è militante, queste cose di qualsiasi partito, io parlo per la Lega, un partito molto serio e preparato al riguardo, queste cose le conosce, non dico meno, persino io che non seguivo in prima persona, ma
avendo seguito diverse elezioni. Allora, la non conformità delle dichiarazioni delle spese elettorali, la mancanza dei conti correnti esclusivi per la raccolta di fondi elettorali, la mancanza della sottoscrizione del rendiconto da parte del mandatario elettorale, manca l'estratto conto postale o bancario. Questo è clamoroso. Anche questo è clamoroso. Non risulta la lista dei movimenti bancari e manca anche il conto delle donazioni emesse via PayPal, che è bontà sua il fatto, dice, ma tanto sono cifre irrilevanti. Ma guardate che c'entra anche il principio. Le 13. Allora adesso mi fermo, non so cosa ti ho indicato lì oggi. Eh? Elvis Presley, il re e il duca. Signori, oggi gran giornata. Luca da Brescia, non serve che tu oggi ci, e serve sempre, ma oggi guarda, Elvis Presley e David Bowie, non so, quasi quasi salto le interviste e mando solo musica. A te Lorenzo la facoltà della scelta. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Eccoci qua. Allora, eh, dunque, ma c'è Lolita che si dice offesa. Non ho capito se per qualcosa che ho detto io o per qualcosa che ha detto qualcun altro. Succede. Lolita è un nome kubrickiano che Lolita è probabilmente uno dei film più violenti della storia del cinema, anche se non sembra, perché Kubrick aveva proprio l'idea della rappresentazione della violenza, ben oltre l'arancia meccanica. Andiamo avanti perché stavo parlando di oltre la pagina e andiamo a parlare con un addetto ai lavori, Manfredi Potenti, che rappresenta la Lega in Commissione Lavori Pubblici a Palazzo Madama. Il senatore Manfredi Potenti, parliamo del nuovo codice della strada. Ha suscitato molte reazioni, probabilmente perché per la sua matrice, essendo un provvedimento di legge targato Matteo Salvini, chiaramente ha suscitato molte polemiche. Matteo Salvini stesso ha ritenuto opportuno ricordare a tutti che non sono diminuiti i limiti di quello che si può. Lo 0,5 di tasso alcolemico per litro di sangue è il limite che c'era prima e il limite che c'è adesso. Sono state inasprite le sanzioni per i recidivi, per i neopatentati, e lì, scusate, ma questo è un mio vecchio cruccio, cioè i primi 3 anni di guida i neopatentati hanno dei limiti che secondo me avrebbero dovuto sempre esserci. Già alla fine degli anni '80 se ne parlava e si diceva, c'era stata una legge che poi è stata, diciamo, è rientrata per volontà, lo scrissero anche i giornali, ma lo scrissero in senso positivo quella volta, per volontà di Gianni Agnelli, per cui il neopatentato aveva libero accesso a qualsiasi cilindrata. Quella volta si disse perché Agnelli doveva vendere, mi sembra, credo la regata, credo che era 1.600, 1.700. Personalmente ho sempre ritenuto che un neopatentato dovrebbe avere il periodo di apprendistato. Uno dice, ma se lo fa da solo il periodo, se fa in modo che sia indirizzato, male non fa, perché eviti tante stragi del sabato sera. Perché poi adesso qui dovresti raccontarvi la fiaba dell'orso, che sarei io, cioè, ma è chiaramente, io ho avuto fortuna, a parte che non mi è mai piaciuto guidare, non guido da 26 anni, ma quando ho iniziato guidavo la Renault 6, la meravigliosa Renault 6, con il cambio a gomito, e poi il Suzukino. Erano auto che quando arrivavi a 120 all'ora, cioè tremava tutto prima di arrivare. Quando guidavo auto di amici, eccetera, auto nuove, auto moderne, e ti trovavi a 120 all'ora senza neanche praticamente essere arrivato alla terza marcia, è un'altra presa di misura. Quindi secondo me questo provvedimento, io sinceramente, al di là dell'essere di parte, lo trovo assolutamente necessario. E poi c'è l'inasprimento delle sanzioni per chi abbandona gli animali. Si può addirittura avere il ritiro della patente o addirittura detenzione fino a 1 anno. E quindi, cari signori animalisti, almeno questo dovreste riconoscerlo. Vabbè, ne parleremo con Manfredi Potenti. Abbiamo una telefonata, pronto? Eccoci qua, buongiorno, sono Walter Friuli Venezia Giulia, un tuo conterraneo. Ciao. Mi senti? Sì, Ciao. ti sento. Allora, ascolta, io ho una fissazione e vorrei che questa cosa tu la riportassi al nostro deputato leghista. Io sono un leghista di 72 anni, quindi sono 40 anni, forse anche 50, che sono praticamente leghista, fin dai tempi di Miglio, mettiamola così. Allora, mi domando e dico, no? Allora, chiaramente tutte queste cose, queste sanzioni non servono, come dire, a evitare, come dire, gli incidenti, perché gli incidenti molte volte accadono anche perché devono accadere, piove, non piove, eccetera. Perché non vengono messe obbligatoriamente dalle case automobilistiche dei segnali in macchina, su tutte le macchine, che ti
tengono a distanza delle altre macchine, perché sappiamo che il 90% degli incidenti, anche gravi, sono legati proprio a questo. Allora, sulle macchine di grossa cilindrata che hanno un prezzo molto alto, questi apparecchi esistono, però non è possibile che non se ne possa fare, diciamo, un uso molto più popolare. Noi adesso chiediamo a Musk di controllarci con i satelliti e non siamo in grado di mettere su tutte le macchine un sistema di sicurezza che tu quando ti avvicini a 30 metri o a 25, mettila come vuoi, se tu non sei ovviamente in una zona a 30 all'ora alla bolognese style, no? Che ti avverte e ti dice: amico, stai a distanza di sicurezza, perché la distanza di sicurezza salva la vita, un po' come nella vita tenere distanti le teste di cazzo, perché così magari ti fai meno male a livello anche così umorale. Questa è la mia domanda, non capisco perché c'è in ballo qualche cosa di più strano, perché non è possibile che non si possa fare, deve esserci la possibilità, ce ne avranno più sofisticati, meno sofisticati, adesso nelle macchine nuove costosissime ci sono anche quelli che ti segnalano se ti avvicini al bordo stradale, qua e là, su e giù, ma la distanza di sicurezza non credo che sia un grande problema. Walter, Scusami, ne approfitto per parlare con te. Allora, osservazione assolutamente valida la tua. Io da quando ero ragazzo mi domando, ma se però ti dico che ho paura che non ci sia una domanda, una risposta diretta, perché da quando ero ragazzo mi chiedevo, ma scusate, se il problema è la velocità, perché facciamo auto che vanno a 240 all'ora? Facciamo che vadano fino a 90, fino a 120, perché dobbiamo fare auto 100, anche ormai le utilitarie vanno a 160, 180. Sai che non ho mai trovato nessuno che mi rispondesse, che mi desse una risposta. No, sono d'accordo con te anche su questo eventualmente, ma insomma lì magari la vedo diversa, perché se uno poi fa un misto come me che facevo l'agente di commercio e vai in autostrada, vai in un altro percorso, io però dico la distanza di sicurezza, tu lo sai che la distanza di sicurezza in generale, Walter, no? Le distanze di sicurezza salvano. Sì, hai ragione, posso dirti una cosa, io vado su due ruote quindi ho poca esperienza, ma ho degli amici, magari mi capita, hanno auto non di super lusso, berline, che un mio amico una Peugeot, quindi non una BMW, e questo di 4-5 anni di età e ce l'ha questo dispositivo. Infatti, come giustamente sai, mi ha colpito perché quando lui è venuto a trovarmi, siamo andati in giro, voleva farmi vedere. Quando ho visto questo dispositivo ho detto: ma perché non ce l'hanno tutte? Però non è un'auto di lusso, ecco. In questo senso mi sembra che qualcosa si va verso quella direzione. Sì, non deve costare di più perché c'è questo cosa. Questo cosa deve costare di meno perché salva la vita, mette in condizioni al tipo che se non è un cretino, di accorgersi perché c'è un segnale, come dire, ci sarà luminoso e anche magari come c'è la cintura di sicurezza che suona, si fa un po' la stessa cosa. E si può applicare, come è possibile arrivare sulla Luna, come dire, andare in giro con i satelliti, Musk contro Musk, e non poter fare questa cosa a livello di faccio questa cosa, faccio una cosa logica. La Lega potrebbe spingere questa cosa, come sono stati spinti la questione dei bambini fatti quella volta dalla Meloni, che diceva il passeggino, compagnia bella e l'obbligatorietà. Cioè, perché non puoi dimenticarti il bambino in macchina, voglio dire, c'è qualcosa che te lo deve impedire, poi può accadere di tutto. Però questa mi sembra una misura, come dire, io che giro, che facevo 70-80 mila chilometri all'anno, notavo, dicevo, guarda qua, questa gente è tutta quanta attaccata, a 100 all'ora sono attaccati in autostrada dietro il culo, ma metti un coso che ti suona, certo. A meno che tu non hai... e questo mi sembra una cosa che si può fare come Lega, che mi sembra, come noi facciamo cose logiche. Poi l'altra cosa che volevo segnalarti, la finisco, a Monfalcone oggi c'è un articolo della Cisint che denuncia, ed è giusto, e facciamolo sapere a tutti quelli che ci ascoltano, il fatto che il sindaco che si candiderà a Monfalcone, che è della sinistra, Partito Democratico, tale Moretti, che poi è un personaggio che non si capisce bene, assessore allo sport, peserà 200 kg, cioè, a parte quello che fa discorsi demagogici, è stato un sindaco discreto in un comune qui vicino, San Canziano, Turiaco, non mi ricordo, che si è messo a fare, cioè fa propaganda con gli islamici, fa gli incontri con gli islamici. Ma allora, vogliamo definirli sti benedetti islamici oppure vogliamo
cioè, il PD dice che noi raccattiamo voti perché facciamo propaganda, va bene, su Rai 3, da tutte le parti, no? La Berlinguer, eccetera, eccetera. E poi non denunciano questa roba qua. Ma come? Le islamiche sono tutte col velo qua. E a parte quello ci sono poi altre storie, no? Legate proprio a queste donne schiavizzate. Io ho dei nipoti che vanno a scuola, uno va a fare superiori, con i Bangladesh non sanno quasi l'italiano, cioè i ragazzi, quindi le donne non le mandano quasi neanche a scuola, col velo qui a Monfalcone, ma possibile che anche lì la stampa e le radio, compreso la nostra, non chiamino e non si denunci in maniera molto così semplice questa cosa qua? Questo Moretti si candida come sindaco di Monfalcone contro la Cisint, che non è più sindaco perché è europarlamentare, ma nessuno scrive niente. Ma dai, ma insomma, ma è una vergogna. Oppure magari qualcuno scrive ma non è in prima pagina, deve essere in prima pagina. Questo va a fare addirittura incontri con gli islamici, aperti. Dice votatemi, votate Partito Democratico, voi islamici, scrivete sulla scheda Partito Democratico, c'è l'articolo in grande. Ma dai, ma è una vergogna. Non è una questione di denunciare, ma io dico anche quelli del PD che mi ascoltano in questo momento, ma non si vergognano? Ma che cazzo vuol dire? Che significato hanno queste cose qua? Sono anti-italiani al 100%, è pazzesco. I PD qua sono anti-italiani al 100%, cioè, ma invece di difendere il loro territorio, sanno chi sono gli islamici, sanno cos'è l'islamismo in generale, no? Ci saranno anche delle brave persone, stanno anche lavorando, li incontro tutti i giorni, porto mio nipotino al tennis e ne incontro tanti in bici, per l'amor del cielo. Però ci sono queste cose, non capisco, si vogliono convincere gli islamici a Monfalcone a votare Partito Democratico. Ma Sandremo, ma siamo lì a scherzarci, qua, questo è il mondo al contrario, ha ragione Vannacci. Bon, ti saluto e ti ringrazio tanto di aver ricevuto la mia telefonata. Buon lavoro a tutti e buona salute. Grazie e buon 2025. Ciao. Grazie a Walter. Giro ringraziamenti a questa emittente che ha sempre avuto questa prerogativa delle linee aperte. C'è l'alcol lock, un'altra telefonata, no, è scesa. C'è l'alcol lock, un dispositivo però per i recidivi, per cui se sei recidivo, addirittura se hai avuto precedenti che si configurino addirittura come reato, se non superi la prova del palloncino l'auto non va in moto. Io anche questo lo metterei su tutte le auto. Penso anche ai giovani, ai ragazzi, penso quando sono stato giovane io, certe volte, dai, non sei in condizione, sfidi la sorte, ti metti lì, l'auto non va in moto, se è inverno, c'hai il cappotto, ti porti dietro un plaid, dormi un paio d'ore che ti passa, se è estate prendi fresco e non rischi tu, non rischiano altri e soprattutto pensate anche alle persone che vi vogliono bene e che se succede qualcosa ne soffrono per tutta la vita, perché tutti noi, no, io spero no, però magari quando sei giovane perdi un carissimo amico e ti segna per tutta la vita. Quindi pronto? Ciao, sono Marco da Mantova, Pellegrini. Ciao. Tu hai guidato una macchina a me carissima, perché era la macchina di mio padre, il Renault 6 di fine anni mitica. 70. Mitica. Prego? Mitica, era un bellissimo, Esatto. era grigia argento. E hai guidato la macchina di un mio carissimo amico. Tu hai detto il Suzuki, immagino che fosse il Santana. Sì, esatto. Il mio era berlina, però era berlinato, non aveva il telo, okay. Aveva proprio chiuso. Ah, ok, invece no, il mio amico aveva il telo proprio. Allora, voglio rispondere al nostro amico ascoltatore che chiamava dal Friuli, non vado errato, da Pordenone. Semplicemente il PD si serve dei musulmani per arrivare al potere. Del resto il buon sindacalista, il segretario della CGIL l'ha detto chiaro, questo paese, noi dobbiamo fare la rivoluzione in questo paese per rovesciarlo. E visto che gli italiani non hanno le palle per rovesciarlo, a parte qualche centinaio di No Global, centri sociali, si servono di chi le palle le ha. Perché quanto accaduto a Milano dove tu vivi, secondo me è semplicemente una piccola prova di quello che potrebbero fare i famosi Maranza. Questi hanno le palle, hanno la cattiveria dentro
hanno il disprezzo verso il paese che li ha accolti e quindi loro si potrebbero muovere e a forza di farli entrare ci arriveranno, perché il PD non ha in testa l'Italia, il PD arriva dall'internazionale socialista che ce l'ha a morte con gli stati nazionali, è proprio un discorso ideologico. Dunque non dobbiamo stupirci che l'esponente del PD di Pordenone, di dov'è là, di Monfalcone, sia andato a parlare con i musulmani, perché sono quelli che gli daranno il voto. Lui dice io faccio avere questo, e questi voteranno per lui tranquillamente, perché se tu dai a loro quello che vogliono, loro ti voteranno, ed è giusto così, almeno dal loro punto di vista. Tutto qua, quindi non dobbiamo stupirci, anzi dobbiamo muoverci, perché piano piano, oggi lo fanno a Monfalcone, a Londra c'è finito il Sadiq Khan, che è un sindaco musulmano, ma questo potrebbe succedere tranquillamente anche a Milano, a Roma, eccetera, eccetera, eccetera. È soltanto la punta dell'iceberg quello che noi stiamo vedendo oggi. Ciao Pellegrini, grazie. Ciao. Grazie Marco da Mantova. Allora c'è qui saluto Stefano del Brembo. Grazie. Nel 1979 Repubblica Islamica, ricordiamo che gli ottomani musulmani turchi sono arrivati a Vienna nel 1850, il loro desiderio è arrivare a Roma, parole loro. Arriveremo a Roma con le pance delle nostre donne. Non capisco perché non capiamo. Grazie Stefano. C'è un'altra telefonata, pronto? Buongiorno signor Pellegrini, Lisetta. Allora Buongiorno. Io faccio il seguito di Charlie Hebdo. Allora l'11 gennaio del 2015, non di ieri mattina, però sempre di moda, un gruppo, signor Pellegrini, di mi sembra 67 intellettuali, artisti, scrittori, universitari nel mondo musulmano, ha pubblicato un appello per dire che sono indispensabili delle riforme nel mondo musulmano per fare opposizione a questa guerra, cioè quella dei jihadisti. Tutti i soggetti coinvolti, mi sembra, a iniziare dai religiosi, non so se ci fosse il Papa, ma penso di no a questo punto, e dalle autorità di ogni paese, devono dichiararli inadatti, sorpassati e inapplicabili. E l'odio e il razzismo devono essere criminalizzati. Non esiste, signor Pellegrini, una religione superiore a un'altra. L'umanità è indivisibile, secondo me. Non so se poi lei la pensa allo stesso modo. Allora, certo che è possibile, bisogna che i musulmani reinvertino un Islam senza questi aspetti e che lo rendono incompatibile con le leggi della Repubblica. Tutte le religioni, signor Pellegrino, a un certo punto hanno dovuto affrontare questo problema. L'Islam resiste purtroppo. La saluto e buona giornata. Con le leggi della Repubblica. Signora Lisetta, quindi il rapporto con l'Islam, dubbi che io condivido. Personalmente io ho paura però che il problema siamo noi, è la debolezza che ormai da tanti anni riflette la nostra società. La sinistra riesce a pascolare, neanche avendo i voti addirittura, perché riesce a rendere in qualche modo competitivi questi argomenti che sono insostenibili, il senso di colpa, eccetera. Cioè è più importante, scusate la parola, il cesso per i trans all'università che per esempio le persone le barriere architettoniche o le persone che sono in difficoltà. Quindi io ho paura che il vero problema sia la nostra società molto, molto stanca, vecchia e decadente. Ciò non toglie minimazzi, un motivo in più per preoccuparsi del rapporto che si viene a stabilire con il pensiero islamico, che io rispetto profondamente, ripeto,
se gli islamici fossero tutti terroristi assassini avremmo il sangue che scorre per le strade, come dicevo prima. Però è vero anche che le concessioni che si fanno rendono sempre più lontana e remota ogni possibilità di integrazione, che finora c'è stata abbastanza, ma le cose possono essere veramente destinate a peggiorare. Andiamo avanti, perché poi c'è anche l'ultimo argomento. Si parla ancora, pensate, a 101 anni dalla nascita e a 11 anni dalla morte, si continua a parlare di Manlio Sgalambro, pensatore, filosofo, chi ne ha più ne metta. È stata una figura da Lentini a Agrigento, piena Magna Grecia, e è diventato noto per aver composto alcuni brani per Battiato, ma continua a far parlare di sé con saggi, trattati, libri, e ne parleremo con Antonio Carulli, che è uno degli, diciamo, dei massimi studiosi del pensiero di Sgalambro. Allora adesso mettiamo un Ribel, io te l'ho messo lì un Ribel di David Bowie, 2 minuti, e dopo rientriamo a 1 minuto dalla fine perché dobbiamo fare i sondaggetti. Allora, musica per voi, genetriaci, commemorazioni, ricorrenze, anche sondaggetti. Ho perso di vista i genetriaci. Oggi i genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, 19° giorno di Nevoso, mese del calendario repubblicano. Nel 1877 Crazy Horse, cavallo pazzo, combatté l'ultima battaglia contro la cavalleria degli Stati Uniti. Nel 1991 venne fondata la Lega Nord. È una data che non ho memoria per queste date, anche perché, vabbè, è un dato burocratico, però ce ne eravamo tutti dimenticati, ve l'ho ricordato io. Leonardo Sciascia, tutti i nodi vengono al pettine, se c'è il pettine. Artemio Franchi, che credo abbia ancora 2 stadi, quello di Siena e quello di Firenze, è stato un dirigente molto famoso. Perché Siena e Firenze? Perché lui è nato a Firenze da genitori senesi. Infatti lui si diceva senese per iure sanguinis e fiorentino per iure soli. Felice Andreasi, un comico di qualche anno fa: un bel giorno io sono nato, subito non me ne sono accorto, ma dopo un po' me l'hanno fatto notare. Un grandissimo ciclista, Jacques Anquetil, 2 giri, 5 tour, una vuelta. Elvis Presley, David Bowie, abbiamo già detto, Shirley Bassey, Goldfinch, Tony Damascelli, firma del giornale, John McTiernan, ha diretto tra l'altro Predator, il 13° guerriero, Manuela Arcuri e Francesco Cocco, ex calciatore di Milan, Barcellona e Inter. Sono nati lo stesso giorno, lo stesso anno, e sono stati anche morosi per un bel po' di tempo. Pensate un po'. Vediamo Operazione Super
lepre, occupati e disoccupati a novembre del 2024 diminuiscono gli occupati e disoccupati, mentre cresce il numero degli inattivi. Il calo dell'occupazione è meno 13.000 unità, meno 0,1, coinvolge uomini dipendenti i dipendenti a termine e 15-35 anni. Poi, questo è un dato Istat, altro dato Istat. Prezzi al consumo, l'indice registra un aumento dello 0,1 su base mensile e dell'1,3 su base annua. Via. E poi l'ultimo sondaggiato o rilevamento demoscopico. Dopo cosa mettiamo adesso? Sono le 13.31. Mettiamo un Elvis o un David, un duca o un re? Scegliete voi che siete giovani. Allora, c'è un sondaggetto. Gli immigrati sono un pericolo per il 41% degli intervistati, secondo questo sondaggetto di Repubblica. Lo ha allora acquirente le Polis Università di Urbino e poi l'ha pubblicato Repubblica. Adesso noi andiamo all'intervallo con comunque in grandissime buone mani. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina.
Oltre la pagina, e allora andiamo a parlare di colei che, come ho messo nella sinossi di questa intervista, sembrava la taumaturgica sciamana del campo largo. Invece, a 11 mesi di distanza, cominciano le grane, perché il collegio di garanzia elettorale l'ha dichiarata decaduta. Stiamo parlando di Alessandra Todde, che in tempi non sospetti definì la Kamala Harris nuorese. Lei ha vinto, Kamala Harris no, sono entrambe sempre con una volta una mia collega, quando ero magazzino Renault, c'era una mia collega che, siccome sono un po' broncio, non ridi mai, gli facevo, fai come me che rido, guarda che tu non ridi, tu mostri i denti. Non mi ha rivolto la parola per un mese. Comunque sia, adesso io ho fatto la battuta, ma sta seguendo questo caso, anche oggi ne ha parlato sulle pagine di Libero, Pietro De Leo, che scrive anche sul Tempo, e lo abbiamo in collegamento. Pietro, grazie per essere qui con noi e bentornato ai nostri microfoni. Pronto? Sì? Ah, ecco. Mi sentite? Sì, adesso ti sento. Benvenuto. Grazie, ben trovati, buongiorno a voi. Allora, quello che è bello, adesso chiedo a te quello che anche una sintesi degli articoli che hai scritto in questi giorni, cosa può accadere. Sono stati fatti, mi permetto di dirlo in base alla mia modesta esperienza personale, degli errori pazzeschi. Non avere il mandatario in una campagna elettorale è davvero clamoroso. Mi stupisco che venga commesso un errore, è stato commesso da una imprenditrice di successo per giunta, ma questa è un'osservazione mia, ci tengo comunque a esprimerla. Sta emergendo, Pietro, secondo me, però un altro aspetto: non è mai stata molto amata, a mio parere, e viene fuori tutto, perché il PD non ha nascosto, non si è esposto, ma non ha nascosto una profonda disapprovazione nei confronti di Alessandra Todde. Cioè, mi sembra che, e anche i suoi, Conte è stato zitto finora e altri non sono stati zitti. Ha parlato un esponente sarda che si è inventata perché scomoda i poteri forti, le solite cose che si dicono, soprattutto i 5 Stelle in questi casi, ma non è stata difesa come ci si aspetterebbe da quella che 11 mesi fa era mai la profetessa del campo largo considerata. La salvatrice sì, lo è stata sicuramente nel febbraio del 2024. Non so, volevo partire da un'osservazione personale, ma a te il quadro complessivo, pensando anche a quello che potrà succedere nei prossimi mesi. Allora, guarda, ci sono due aspetti rilevanti da questo punto di vista. Primo aspetto, che è quello che magari in quanto osservatori a noi interessa di più, che è l'aspetto politico. L'aspetto politico ci dice due cose. Uno, che c'è una difesa d'ufficio e niente di più, sia da parte del PD sia da parte del Movimento 5 Stelle. Ovviamente l'intensità è maggiore nel Movimento 5 Stelle perché Alessandra Todde è un esponente di quel partito, e la finalità principale di questa difesa d'ufficio è che chiaramente in Sardegna il centro-sinistra non vuole tornare a votare. Noi ricordiamo bene che a febbraio dello scorso anno la Todde vinse sul candidato di Fratelli d'Italia per una manciata di voti, mentre a livello di liste il centrodestra aveva sopravanzato quelle del centro-sinistra. Quindi c'è un'esigenza politica che riguarda appunto la conservazione del posto e la conservazione della regione, che chiama il Movimento 5 Stelle e il PD a non fare una difesa, a fare una difesa appunto d'ufficio, ma comunque a farla. Conte al momento è rimasto silente, ma per due motivi. Il primo è che non lo ricordiamo particolarmente veemente nel difendere i suoi, nel difendere altre persone. Questo l'abbiamo visto anche in altre circostanze. Secondo poi, e qui entriamo nell'altro aspetto, a me pare che siano stati compiuti
degli errori così marchiani e così giganteschi che anche la stessa coalizione del centro-sinistra è molto imbarazzata. Come ricordavi tu nella tua introduzione, non nominare un mandatario elettorale è veramente una roba che sorprende, perché anche un piccolo comune in una campagna elettorale, anche il candidato sindaco della lista civica più sconosciuta, sa bene che bisogna nominare il mandatario elettorale. Poi in realtà sono 7 le contestazioni della commissione della Corte d'Appello, tra cui c'è anche quella di non aver indicato i finanziatori. Ci sono dei problemi anche sul rendiconto. Quindi è vero che si tratta di errori formali al momento, insomma, quello è l'accertato, però fa veramente specie, perché noi ricordiamo come il Movimento 5 Stelle abbia sempre moralizzato sugli altri, abbia sempre professato la religione della trasparenza, e ora invece sulla prima e unica regione che governano si trovano a fare i conti con questa storia. È un po' un paradosso, un cortocircuito. In realtà non è il primo, perché da quando si chiamavano grillini a oggi ci hanno abituato spesso a dei testacoda, però all'interno del dato formale c'è un dato politico molto importante. La differenza, no? Che dovrebbero avere costoro. Noi stiamo vedendo scusa solo un attimo, una comunicazione di servizio, mi togli la condivisione perché ho sbagliato a mettere le immagini. E chiedo scusa a tutti. Dicevo, è emerso anche, e lo ha mostrato il Corriere della Sera, quindi un giornale che non è nemico del centro-sinistra, una contraddizione brutta, per carità, nulla di rilevante in termini giuridici, cose di questo genere, però questa Todde, che prima me la sono pagata io la campagna elettorale, ci ho anche rimesso, e poi invece viene fuori che ha detto una grossa balla, non è perché, attenzione, alla mia età posso permettermelo, la sincerità è un optional per tutti, la bravura sta nel non farsi scoprire, e lei si è fatta scoprire in maniera invereconda, a mio avviso, quindi dimostrando anche una prossimatività come figura politica, come persona in generale. Ho avuto proprio questo, ripeto, personalmente ho sempre cercato di non farmi condizionare, ma dalla prima volta che l'ho vista in foto non lo potevo sopportare. Sai quelle figure che hai un'antipatia proprio a pelle, ma chi se ne importa, sono pareri di Pierluigi Pellegrini che non contano nulla. Però sicuramente essere smascherata in questa maniera vuol dire, francamente, cioè ti viene voglia di dire torna al tuo lavoro, lascia perdere, perché la politica non è il tuo mestiere, perché non puoi essere smascherato in questa maniera così clamorosa. Poi in un partito che ha sempre fatto della trasparenza il fiore all'occhiello, anche se poi, come hai ricordato, abbiamo visto parecchi andirivieni. Ma guarda, una piccola mozione di orgoglio, perché credo che in realtà su quella cosa della contraddizione tra quello che aveva detto lei qualche mese fa e quello che poi ha detto l'avvocato, cioè lei diceva che la campagna elettorale se n'era pagata con i suoi soldi, l'avvocato dice che lei non ha pagato nulla, cioè non ha contribuito. Credo che l'abbiamo scritta noi il primissimo giorno sul Libero, però comunque prendiamocela a pari merito. Il tema è anche quello che dici tu su questa particolare questione, ma c'è anche un altro, cioè che non c'era bisogno di arrivare a questo bubone scoppiato sulle mancate rendicontazioni per dare un giudizio negativo sulla Sardegna. Noi la stiamo seguendo dall'inizio, a parte che di questo presunto incidente che poteva accadere si parlava nei rumor già da mesi. Però se togliamo questo, non è che il percorso fin qui seguito in questi 10 mesi sia stato florido. Facciamo qualche esempio. Allora, innanzitutto sono andati subito in confusione tra alleati, perché hanno questa coalizione mostre in cui ci sono anche delle liste civiche di centro-sinistra infinitesimali, però fondamentali, perché ricordiamo hanno vinto di pochissimo, e quindi fin da subito c'erano stati dei problemi. Poi la legge sulla moratoria sulle rinnovabili, che anche lì ha creato dei cortocircuiti.
poi hanno provato a mettere in campo una riforma della sanità regionale che è rimasta per mesi al palo, e pare che da oggi in commissione se ne comincia a parlare. Aggiungiamo un altro tassello, il bilancio. Tutti sappiamo che il bilancio gli enti lo devono chiudere entro il 31 dicembre e loro invece hanno votato un mese di esercizio provvisorio perché non ce l'hanno fatta ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre. E quindi se noi mettiamo in colonna tutti questi addendi otteniamo il disastro. Poi oltretutto questa roba dei conti della campagna elettorale è senz'altro un altro macigno. Noi sappiamo bene che quando una coalizione ha dei soci che già si possono vedere poco, e questo è il caso, poi basta nulla per portare le tensioni all'estremo livello. E questo è uno dei casi. È stato un percorso, è stata una via crucis per tutti questi 10 mesi, in una regione che poi ricordiamola ha già le sue problematicità, è una regione difficile, è un'isola, quindi sicuramente anche qualora dovesse essere superato questo incidente delle spese elettorali, cosa che comunque sarà molto complicata da fare, però non è che ci sia una prospettiva florida per la coalizione che amministra la Sardegna. Quello che emerge, torna un po', devo dire, sui miei passi, è la figura quasi da incomoda che sta emergendo, da sopportata, in base a quello che è anche la mia osservazione personale. Quando un imprenditore entra in politica, a parte quello che se l'è fatto il partito e l'ha fatto diventare il primo partito, ha vinto 5 Champions, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, a parte lui, di solito l'imprenditore in politica o entra, diciamo, come per farsi i fatti suoi, senza quasi da esterno, oppure viene, come dire, sopportato perché tendenzialmente l'imprenditore vuole comandare, ma il politico fa politica per non farsi comandare e quindi si entra in conflitto. L'ho messa in modo un po' grossolano, ma non mi viene meglio di così. Uno degli aspetti che sta emergendo, il campo largo che non funziona, in Sardegna comunque vincendo ecco un altro aspetto. Dopo aver vinto, Todde canta vittoria come se avesse vinto 50-0. Io, in base alla mia esperienza, ricordo i politici esperti che quando vincono di poco stanno un po' attenti a come camminano, come parlano, eccetera. Invece lei giù a insultare, praticamente a insultare, comunque toni molto aggressivi. Ecco, mi sembra che sia scoppiato questo bubbone anche per l'imperizia, sicuramente, come abbiamo visto, ma anche perché il campo largo, ecco, poi te lo chiedo, a questo punto che futuro può avere il campo largo, e forse anche perché la personaggia è un po' diciamo appiccicata alla politica, è mal sopportata, o ripeto, mi faccio un po' condizionare dalla mia visione personale, però ho l'impressione che non funzioni, anche se ce l'avevano fatta passare, praticamente qualcuno diceva che doveva prendere il posto di Conte, invece non credo che arriverà fino lì. Ma loro proveranno in tutti i modi ad andare avanti. A quel tempo fu una figura che fece comodo a tanti, perché servì sia a Elly Schlein per interrompere tutta la catena di sconfitte che era andata avanti per il 2023, e servì un po' a Conte anche per rafforzare la sua leadership, per poter dire: vedete che quando mettiamo un candidato del Movimento 5 Stelle poi vinciamo. Quindi proveranno ad andare avanti, anche perché sanno che se per assurdo dovesse tornare, anzi non tanto assurdo, perché la possibilità concreta, anche a detta di alcuni giuristi, esiste. Si dovesse tornare al voto, è difficile che il centro-sinistra possa riconfermare la Sardegna. Punto 1. Punto 2, il campo largo che futuro ha? È una necessità a livello nazionale su cui proveranno in tutti i modi a costruire qualcosa, ma è l'unico modo che hanno per essere un po' competitivi. È un campo largo che però purtroppo per la democrazia, perché vorremmo avere
un dibattito un po' più evoluto, si basa soltanto sulla sommatoria di liste in opposizione al centrodestra. Ora si parla tanto di questo centro del centro-sinistra che sarebbe in cantiere, ma in realtà anche lì, per carità, legittimo che si faccia un tentativo, però non mi pare ci sia molto terreno di coltura, perché i voti del centro li abbia presi tutti Forza Italia, perché poi non ci sono in gran parte, non c'è più, anche per chi voglio dire, anche per chi si astiene, non c'è più quell'attrattiva che si ebbe 25-30 anni fa con Prodi. Quindi mi pare che sia una corsa molto disperata, sicuramente per loro necessaria, ma a basso tasso di riuscita. Un'altra contraddizione, piove sul bagnato. Todde, un mese fa, più o meno, quando la Cassazione si è pronunciata, ha dato il via libera al referendum, nonostante la parola definitiva aspetti alla consulta per il referendum sull'autonomia differenziata, lei che è stata, nonostante rappresenti una regione autonoma a statuto speciale, è stata una delle maggiori artefici, contrarie, nemiche, ha fatto ricorso, è andata sui giornali a dire il governo si fermi. Adesso, per ironia della sorte, quelle parole le potremmo usare nei suoi confronti. Fermati. Anche questo aspetto non l'ho trovato, magari a qualcuno era sfuggito, ma sono affermazioni che lei in tono apodittico aveva esternato non più di un mese fa. E adesso, come si diceva una volta, ti torna tutto indietro. Sì, ma c'è quello di aspetto, senz'altro, che se questa amministrazione regionale dovesse andare avanti con questo ritmo e con questi contrasti interni, poi in politica si fa sempre il dare e avere, nel senso che quanto conviene andare avanti? Se conviene andare avanti solo in funzione di rafforzare il centrosinistra nazionale, oppure questa operazione può addirittura trasformarsi in un boomerang. Quelli poi sono calcoli che devono far loro. Punto 2, sulla questione dell'autonomia, suonò abbastanza assurdo, no? Il fatto che lei si fosse schierata contro, perché la Sardegna è una regione a statuto speciale che già beneficia di alcuni margini di autonomia, e quindi il fatto che si schieri contro la possibilità che altri possano avere più poteri su alcune materie era una contraddizione. Però c'è anche un altro punto, che questo ci dava la radiografia di come viene affrontato il tema delle riforme nel centro-sinistra. Cioè, per loro il no è l'unico ossigeno per tenersi in piedi, cioè dire no alle riforme è l'unico modo che hanno per ritrovarci tutti insieme, perché se no sono spaccati sulla politica estera, spaccati sulla giustizia, spaccati in parte sull'economia, e quindi dire no a quello che fa il governo per loro è l'unico rifugio per poter dire: vedete, il campo largo esiste, il centro-sinistra esiste e possiamo svilupparlo, ma è tutta un'illusione ottica. C'è anche una coincidenza luciferina, perché 7 erano i punti contestati dalla Corte Costituzionale alla legge sull'autonomia differenziata. 7 sono i punti che il collegio di garanzia contesta la Todde. Cioè, anche questo un po' così, insomma, per carità non è nulla, però mi ha colpito anche questa coincidenza. 7-7. Beh, per gli appassionati di numerologia è proprio una nemesi molto simmetrica, però solo per gli appassionati di coincidenze e di numerologia, certo. No? Che sono quelle cose che ovviamente in politica definiscono il colore, mettiamola così. Ma Pietro, io forse oggi perché mi sono lasciato andare, forse ho scherzato, e voglio finire però con una provocazione. Sì. Perché io so che tu hai fatto anche, ti sei impegnato in prima persona in politica, e tu sì. più di me, io raccontavo che nel 2008 ero addetto stampa di un candidato senatore della Lega a Venezia, e mi ricordo proprio
il dogma, quello che dicevi te, il mandatario, era proprio un dogma, cioè proprio nel 2001, 23 anni fa. Senti, ma non ti puzza di bruciato questi errori così grossi? È possibile? Ci siamo sicuri che non ci sia magari qualche non lo so, perché non si possono dire queste cose se non si hanno le prove, ma sono troppo clamorose per essere, sarebbe devastante se questi errori sono stati commessi per imperizia. Davvero, io spero per i sardi che mandino a casa tutta sta gente, però io faccio il dietrologo e mi viene da pensare anche il peggio. Come diceva De Cuius, a pensar male si commette peccato, ma spesso la si indovina. Guarda, su questo secondo me prima dobbiamo avere una valutazione definitiva, vedendo quali saranno le controdeduzioni dei suoi avvocati, perché lei ha dei legali che faranno le loro mosse e spiegheranno per quale motivo, secondo loro dicono che le contestazioni non sono rispondenti a quello che è accaduto. Proveranno a dimostrare per quale motivo la pensano così, e da lì potremo fare una valutazione. Però in linea generale posso dirti che non mi sorprende, perché comunque in questi anni, specialmente dal Movimento 5 Stelle, abbiamo assistito a una tale galleria di dilettantismi, di dabbenaggini, di errori, di incapacità di incapacità derivante da una totale mancanza di conoscenza delle cose, che ormai non sorprende più nulla. C'è in qualche caso una classe politica di un livello così basso che oramai purtroppo non ci sorprende di nulla, e non ci sorprenderemo. Sembra sempre che abbiamo toccato il fondo, evidentemente non è così. Davvero, sembra che dobbiamo abituarci, insomma. Allora, Pietro, intanto lo ricordo, anche oggi Pietro si occupa del caso Todd sulle pagine di Libero, se ancora non l'avete letto. E ti ringrazio, grazie a Pietro De Leo, e a risentirci a presto. Grazie, buon proseguimento. Andiamo, vediamo se ci sono nuove interventi WhatsApp. Allora, ma forse dunque c'è ancora Stefano che parla di Bellano, e poi inneggiando la libertà di espressione perché è responsabile, sancita anche dall'articolo 21 della Costituzione italiana. Auguriamo una buona giornata alle nostre amiche e amici vicini e lontani, specialmente di Facebook, contrario al pensiero unico dominante che l'eurodittatura cerca di imporre a tutti noi, scrive Cesare riportando la notizia di Zuckerberg. Lavorerò con Trump contro la censura. Luca, visto che oggi è il compleanno di David Bowie, che dici di ascoltare dall'album The Rise and the Fall la canzone simbolo Starman? Non so se l'avevo messa. C'è tanta carne al fuoco. Luca da Brescia. Intanto giro, metti in caldo un Starman di David Bowie, anche se ti ho messo un altro brano che manderei adesso. Ricordamelo. Ecco, allora Aladdin Sane, a mio arbitrario modesto parere, è il più bel brano di musica pop rock che sia mai stato scritto in assoluto, anche se questo lo pensavo fino all'ultimo album dei Cure, ma l'album dei Cure è preso in toto, questo in toto, mentre qui abbiamo una canzone singola. Per me è un brano, il più bel brano mai scritto nella storia della musica pop e rock, e quindi direi di regalarlo ai nostri ascoltatori. E poi Heroes lo possiamo, poi c'era anche, vabbè, oggi veramente non potevate lasciare un giorno, perché insomma abbiamo avuto, cos'era, prima di Natale, Natalino 8, con tutto rispetto, cioè, l'unico è Natalino 8, quindi i salti mortali per cercare adesso Elvis Presley e David Bowie lo stesso giorno, per carità, meglio abbondare quando è difficile. Prego. Porta con te ovunque Radio Libertà,
Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
lasciamo l'immenso Duca Bianco, di cui oggi cade il genetriaco, spero si possa dire ancora Duca Bianco, David Bowie comunque sia, e entriamo in un argomento molto caldo, il nuovo codice della strada. Lo facciamo per Qui Parlamento, tra pochi istanti il prossimo ospite. Qui Parlamento. L'ospite che è il senatore Manfredi Potenti, che tra l'altro rappresenta anche la Lega in Commissione Lavori Pubblici a Palazzo Madama. Benvenuto ai nostri microfoni, senatore, grazie per essere qui con noi. Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori e grazie dell'invito. Allora, parliamo di questo codice della strada. Matteo Salvini ha ripetuto più volte che non si sono abbassati i limiti, casomai sono inasprite le sanzioni, soprattutto per i recidivi, per i neopatentati. Io però, senatore, voglio fare un po' il partigiano, se di parte. Siccome qui poiché qui, anche in questa sede, anche in radio, quando ci sono di mezzo situazioni con animali, sorprendentemente abbiamo anche tanti ascoltatori che, se un orso sbrana un essere umano, stanno dalla parte dell'orso. Allora io voglio partire da un provvedimento che conosciamo, che ci teneva, che stava molto a cuore a Matteo Salvini. L'inasprimento per... Non uso le parolacce, però sappiate che le ho nel cuore e nella testa, per coloro che abbandonano gli animali. Sono state inasprite. Partiamo da qui, perché forse, mi permetto io di dirlo, non è stato sottolineato abbastanza. Io ripeto, ce l'ho le parole per definire queste persone, ma non le posso usare in pubblico, ovviamente. E sono molto felice di vedere che le pene siano inasprite. Prego. Grazie anzitutto della domanda. Sì, allora, mi pregio di poter rappresentare agli ascoltatori che il testo di riforma del codice della strada, voluto fortemente, lo sottolineo, dalla Lega e da Matteo Salvini, comprende molte norme di cui poco si parla. Fa comodo probabilmente a qualcuno generalizzare su argomenti in maniera peraltro del tutto scorretta, perché in questi giorni ne abbiamo sentite veramente di ogni e nessuna tra queste rappresenta la realtà. Devo dire fortemente, potendo avere la materia ormai abbastanza familiare, da tempo avevo lavorato su una norma che potesse inasprire le pene per coloro i quali avessero l'intenzione di commettere il deplorevole gesto di abbandonare degli animali sulla sede stradale, addirittura facendolo da un'autovettura. Ebbene, qui, grazie alla sensibilità di Matteo Salvini, che nel corso della lettura di questo testo, che è diventato appunto ormai legge dello Stato alla Camera dei Deputati, ha permesso di vedere inserita una norma che va ad agganciarsi a una serie di norme già presenti nel nostro ordinamento, che appunto puniscono quelle che possono divenire delle lesioni o la morte, addirittura il maltrattamento dell'animale, agganciandolo alla condotta di coloro i quali queste fattispecie commettano sulla sede stradale o addirittura nel corso di un'attività di guida di un veicolo. Ebbene, siamo arrivati anche a consentire la sospensione della patente finalmente per quegli automobilisti che dalla propria autovettura volessero abbandonare degli animali da affezione sulle strade. Qual è la ratio? La ratio evidentemente è che un animale che è stato abbandonato e si trova in una situazione di necessità di vagare sulla carreggiata stradale può essere un gravissimo pericolo anche per non tanto e solo per sé, ma anche per i conducenti di veicoli, soprattutto pensiamo a motociclette o anche biciclette. È evidentemente il sinistro che dovesse in qualche modo accadere in conseguenza dell'abbandono troverebbe quindi una nuova possibilità di perseguire l'autore dell'abbandono anche per la morte colposa o le lesioni colpose causate ad un altro utente della strada che fosse purtroppo incappato in questo
incidente dovuto alla presenza di un animale abbandonato sulla strada. Quindi sono norme volte a prevenire evidentemente condotte deplorevoli e a mantenere un grado di sicurezza sulle nostre strade che non può prescindere appunto dalla punizione di queste condotte. Devo dire che insieme a queste, e sono tante veramente le norme su cui dovremmo parlare, io ne cito sempre una che è nata veramente dall'incontro tra la madre purtroppo di un defunto, di un giovane Stefano Sanna in provincia di Siena, la mamma Sara, che incontrando Matteo Salvini, dopo aver perso un figlio che andò purtroppo a scontrarsi per colpa di un automobilista che contromano sulla autopalio Firenze-Siena imboccò l'autostrada contromano e si scontrò col povero Stefano uccidendolo sul colpo, poi rivelando dopo di essere in giro questo delinquente con un tasso alcolico superiore addirittura a 1,5, ebbene dalla morte di questo giovane nasce un'altra norma inserita nel testo di riforma del codice della strada in cui il ministro Matteo Salvini ha voluto introdurre in Italia la sperimentazione di tecnologie e infrastrutture idonee a prevenire l'ingresso contromano sulle strade extraurbane a 2 corsie. Questa è una norma di civiltà che nasce purtroppo da un caso vero, concreto, una disgrazia, e mi meravigliano tutti coloro i quali facendosi forza del fatto che forse è un diritto andare in giro non lo so, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o essere in qualche modo sotto l'effetto di alcol, si lamentano perché ci sarebbe il rischio poi di vedersi togliere la patente. Io ricordo sempre che purtroppo la patente non è un diritto, ma è una concessione dello Stato, così come il porto d'armi. È un diritto avere una carta d'identità, è un diritto essere privati della libertà in presenza di determinate condizioni e chiaramente non trovarsi, però ecco, l'atto di concedere qualcosa in cambio di una condotta che deve essere irreprensibile, faccio il caso del porto d'armi, basta anche un litigio per strada, basta un precedente di polizia senza reato e si rischia il ritiro del porto d'armi, basta andare in giro con un coltellino in un luogo nel quale per circostanze di tempo e di luogo il coltellino possa essere individuato come oggetto idoneo ad offendere la persona e si è denunciati. Quindi non è stato cambiato nulla da un punto di vista del tasso alcolico, ma devo dire, per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, non è più necessario provare che l'uso di sostanze abbia alterato la capacità di guida per essere sottoposti a un controllo. Poi si è aperta una diatriba, perché addirittura alcuni spaventati mi chiamano, ci telefonano per chiedere se la guida sotto l'effetto di un'aspirina o di un Aulin o di un medicinale possa essere rivelatore nel test rapido della positività all'uso sospetto di droghe. Allora, anzitutto queste sono voci che sono state evidentemente propalate in maniera del tutto incauta, ma il ministro Salvini ha anche ascoltato in questi giorni tantissime associazioni e tantissimi cosiddetti stakeholder e ci sarà certamente un tavolo tecnico nel quale verranno adottate tutte le cautele del caso per riuscire a risolvere gli eventuali residui problemi che dovessero riguardare l'assunzione di sostanze con principi attivi riconducibili a quelli delle sostanze stupefacenti che si usano per uso medico e si cercherà di in qualche modo prevenire anche questi possibili rischi. Però devo dire, voglio ricordare una cosa a chi purtroppo si lamenta. Già oggi montare a bordo di un'autovettura coscienti che l'autista sia ubriaco o abbia fatto uso di sostanze stupefacenti espone in caso di incidente il trasportato a vedersi addebitato in caso di richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa dell'automobilista che guida, rischia di vedersi addebitata anche la colpa di essere montato a bordo di un'auto con un conducente in stato di alterazione o di, in qualche modo di stato alterato dovuto all'uso di alcol, eccetera. Quindi già oggi determinate condotte, che ricordo anche la semplice assunzione per uso personale di sostanze stupefacenti, è un illecito amministrativo. Quindi qui stiamo parlando di condotte che
sono e erano già presenti nel codice della strada in virtù di un precedente problema legato all'uso di determinate sostanze. Cioè anche girare ubriachi per strada può costituire motivo di una contestazione di polizia, quindi dobbiamo renderci conto che tra vedere molti morti in strada e salvaguardare la vita dei giovani, qui diciamo abbiamo contemperato due pesi e due misure, e devo dire l'introduzione, ecco, se ci si lamenta dell'introduzione dell'alcol lock, ovvero sia quell'apparecchio che consente di non far partire la macchina a chi si fosse in qualche modo precedentemente trovato a vedersi contestare l'uso la guida in stato di ebbrezza, questa è una cautela, la tecnologia ci permette di avere, dovremmo essere contenti. Se poi ci sono delle aggravanti per chi è recidivo o per chi ha manomesso l'alcol lock, dovremmo essere contenti. Queste sono le innovazioni introdotte nel nuovo cosiddetto codice della strada, non quelle di cui si parla tanto in questi giorni per strada. Senatore, mi perdoni, si è raccomandato un ascoltatore che ci aveva chiamato prima, no? Visto che parli con l'esponente della Lega, lui è un rappresentante in pensione, diceva se sarà possibile diffondere, mettere obbligatorio quei dispositivi per la distanza di sicurezza, quindi diciamo va in questa direzione. Io sinceramente posso aggiungere che è un mio vecchio pallino questo, io l'alcol lock lo metterei sempre, cioè perché è molto meglio che io penso ai giovani, ormai a una certa età, e sono giovane anch'io, esci da discoteca, esci da una cena, un pranzo con amici, e succede che hai bevuto, sei mica un delinquente perché hai bevuto, ma se quella macchina lì non si mette in moto, rimane infatti un tasso di 0,5 sotto il quale non c'è una rilevanza. Volevo completare, io questo lo pensavo quando ero giovane, pensavo che perché quando vennero fuori i primi rilevatori alcolici, adesso quelli per i test, insomma quelle macchinette che io ho sempre pensato perché non metterlo su tutte le auto, perché un ragazzo che esce da una cena con amici, ripeto, non è un delinquente se ha bevuto Michele, ma se non è lucido prende, se è inverno ha il cappotto, si porta via un plate, dorme 2 ore in macchina ed è facile che eviti il peggio, se è estate si prende il fresco. Io quindi dico, senatore, che lo metterei proprio su tutte le auto per la sicurezza delle persone, sia dei guidatori sia dei terzi che potrebbero essere coinvolti. E non dimentichiamo, io sono più vecchio di lei, senatore, mi permetto di essere saggio, non dimentichiamoci le persone che ci vogliono bene e che poi soffrono quando ci succede qualcosa, dobbiamo pensare anche a loro. Se facciamo un'indagine e domandiamo agli ascoltatori, facessimo veramente una cosa utile, domandassimo a tutti coloro che ci ascoltano chi conosce o chi ha avuto nella vita una persona cara che è rimasto vittima di un incidente, io sarei il primo a dire il mio migliore amico è morto purtroppo a 16 anni in un incidente stradale, e devo dire insomma sono stato l'ultimo a vederlo in vita. Con questo giovane tra l'altro muovevo i primi passi nella Lega, andavamo a divertirci, ad affiggere qualche adesivo, qualche manifesto, insomma, e vi posso dire, perdere una persona cara in un incidente è veramente una grande sofferenza, quindi chiunque di noi ha sicuramente un amico, un parente o qualcuno che conosce che ha avuto una disgrazia per strada, e non possiamo non essere veramente solerti e cauti nell'adozione di tutte quelle misure che possono permetterci di evitare delle nuove tragedie. Si tratta di contemperare purtroppo degli interessi che vanno a volte anche a reprimere un po' la sensazione di libertà che possiamo avere anche in una serata, chiamiamola, di freschezza in qualche modo giovanile, però purtroppo ci dobbiamo anche responsabilmente rendere conto che ogni volta che poniamo in essere una di queste leggerezze non siamo tanto pericolosi per noi, ma lo siamo prima di tutto per gli altri. E questo purtroppo, senatore, devo confermare che lei ha ragione, ho provato un'esperienza analoga alla sua e ti segno. Quindi non mi smentisco purtroppo nel fatto che chiunque di noi, forse anche più di uno, ma ahimè tutti abbiamo nel cuore qualcuno che non c'è più e che ha lasciato la sua vita per strada. E quindi quella è la stella polare, la sicurezza. Senatore, io la ringrazio per essere stato così cortesemente
quando a nostra possibile facciamo una cosa utile, insomma, a rendere edotte le persone di quello che insomma è corretto e non corretto fare, soprattutto di quello che in Parlamento insomma noi facciamo nell'interesse dei cittadini. Allora, grazie ancora a Manfredi Potenti, a risentirci a presto. Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina. Alla Marciana o i giovani qui davanti, l'antico Marco Pinti, che era un glorioso, adesso è approdato da anni a nobili lidi romani, ed era lui che aveva escogitato questa formula: segui la Lega prima che la Lega segua te. Io mi sono codato, metto seguisca, giocando molto, facendo leva sulle forzature che si possono fare in grammatica. Lorenzo mi ha segnalato questa correzione: melius abundare, non melium. A parte che io penso di aver sbagliato ancora di più, perché devo aver detto meglio, quindi proprio ringrazio Paola, ti ringrazio perché con questa osservazione mi hai corretto, e quindi è sempre meglio essere corretti per non perseverare diabolicamente nell'errore. Comunque sappi che mi hai mandato di traverso la giornata. Va bene, no, grazie Paolo, sto scherzando. Correzione libera, questa è radio senza filtri né censure, neanche nei confronti delle correzioni degli strafalcioni che possiamo commettere dietro un microfono. Quindi non abbiate remissione nel segnalare gli errori, soprattutto col sottoscritto. Allora, grazie Paola invece, perché questo dimostra anche l'attenzione con la quale stai seguendo questa radio. Allora, sono sul sito legaonline.it, che è scritto legaonline.it. Si possono fare tantissime cose su questo sito,
per esempio iscriversi alla Lega. È molto facile, si fa solo 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, infine vi verrà recapitato la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, io raccomando, calorozzi, insinuanti sinuozzi, gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. C'è il calendario delle feste, so che insomma l'Epifania è stata l'altro giorno, però ogni tanto staccare, non sempre bevendo con moderazione, o se proprio bevete, mi raccomando, state attenti. Ma sul serio, non è... Poi sapete cosa c'è? Che tu a un certo punto, a una certa età, ti rendi conto di quanto certe raccomandazioni abbiano peso, ma sai benissimo che il giovane non le ascolta. Ero in centro a Milano l'altra settimana, prima di Natale, e vedo in mezzo alla strada un ragazzo con la moto, ha dato una sgasata, la moto gli si è impennata e ha fatto un 40-50 metri con la ruota in alto. Poi ha preso il cordolo del tram e per poco non casca, è stato molto bravo. E dentro di me ho pensato, no? Ti daria via lo sciaff, Nini, no? Gli avrei tirato le orecchie per aver rischiato, però ho pensato, io alla sua età avrei fatto altrettanto, e se non avessi fatto altrettanto l'avessi fatto un altro, avrei detto bravo, adesso provo a farlo anch'io. E questo è un po', insomma, come dice credo sia Masai il motto, i giovani vanno veloci e i vecchi però sono quelli che sanno la strada. Andiamo avanti, sono sempre su legaonline.it. Allora, il sostegno, il momento di autodeterminazione civica, vale a dire quei soldi che sono dello Stato ormai, noi non possiamo farci nulla, in realtà possiamo farci qualcosa, cioè indicare allo Stato dove spenderli. Il 2 per 1000, vale a dire, quindi il tuo sostegno vale il 2 per 1000, scelta libera a difesa dell'Italia in Europa. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla. D di Domodossola, 4 come gli eroi i fantastici della Marvel, 3 il numero perfetto. E poi andiamo alle apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, i suoi politici, e scopriamo che allora abbiamo, no, questi sono già trascorsi, quindi andiamo avanti. Oggi pomeriggio alle 17:15 il sottosegretario Alessandro Morelli lo potrete vedere o ascoltare nella rubrica Economia di Sky TG24, sottosegretario alla programmazione. Poi invece il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, dopodomani, venerdì, sempre alle 17:15, sempre la stessa rubrica Economia, sempre la stessa emittente, Sky TG24. E direi che è tutto per quanto riguarda le apparizioni radio-televisive dei politici leghisti. Cecilia Sala in Italia nel pomeriggio, Nordio atteso Palazzo Chigi verso la liberazione di Abedini. Poi certo che notavo che non sono poche ci sono stati miliardi e miliardi di foto di questa ragazza in questa ultima settimana. Dall'arresto a Teheran al rilascio, Trump mostra su Truth una mappa con il Canada, parte degli USA. Scusate, è solo la tosse. Los Angeles minacciata da un incendio, 30.000 sfollati, non si riesce a contenere le fiamme. Scusate. E poi abbiamo, siamo sul Corriere.
Parla Steve Bannon, Elon Musk vuole solo i soldi, farò di tutto per tenerlo fuori dalla Casa Bianca. Non capisco. Io avevo letto che Bannon era stato fatto fuori dallo stesso Trump. Evidentemente non avevo letto bene. Il delitto di Bovisio Masciago, gelosia, alcol e liti dietro la coppia perfetta sui social. Andiamo su Dagospia. Allora, Dago Report. La liberazione di Cecilia Sala è indubbiamente un grande successo della triade Meloni, Mantovano, Caravelli, e questo sicuramente lo dice malincuore Dagospia. Poi abbiamo Stefano De Martino, altro che Fiorello, è solo un piacione. Aldo Grasso fa fettine lo showman, che nell'intento di piacere risulta spiacevole addirittura. Mamma mia, c'è Brutis Robis. E poi chat GBT utile anche per il terrorismo. Matthew Liebesberger, il veterano dell'esercito americano che si è suicidato prima di far esplodere una Tesla Cybertruck davanti al Trump Hotel a Las Vegas, ha consultato ChatGPT prima dell'attacco. Il 37enne avrebbe chiesto al bot informazioni su come condurre l'azione. Non è ancora chiaro quali risultati il programma di intelligenza artificiale abbia fornito. E siamo serviti barbecapelli, quindi. Bella notizia. Andiamo invece a parlare di filosofia tra 5 minuti e parliamo di Magno Sgalambro con Antonio Carulli. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Adesso parte la sigla di terza pagina, tranquilli che arriva. Ci tengo, una... Va ora in onda, terza pagina. Terza pagina, Radio Libertà, oltre la pagina. Parliamo di Manlio Sgalambro, parliamo dell'ultimo saggio che gli è stato dedicato poche settimane fa in occasione del centenario della sua nascita, Il coraggio della verità. Manlio Sgalambro, 100 anni dalla nascita, a cura di Rita Fulco, presentazione di Pierfranco Bruni, poi contributi di Alessio Cantarelli, Alberto De Stasio, Roberto Fai, Francesco Iannello, Davide Riccioni, Giuseppe Raciti, Caterina Resta, Luca Siniscalco, Patrizia Trovato. L'editore mi è caro perché è Luigi Pellegrini, quindi Luigi Pellegrini editore, 18 euro, 244 pagine. Tra i contributi troviamo anche quello di Antonio Carulli che ha dedicato diversi libri proprio a Manlio Sgalambro, insomma è stato oggetto delle sue analisi e dei suoi studi. E il professor Antonio Carulli lo abbiamo al telefono, è un gradito ritorno. Bentornato Antonio, grazie per essere qui con noi. Gentilissimi, grazie Pierluigi, buon anno a tutti. Grazie a te. Allora, potrei dire, scusate, potrei dire che si rivela sempre di più Manlio Sgalambro una miniera, perché più passano gli anni, più c'è occasione per rivederlo, per riscoprirlo, quasi si può dire una celebrazione postuma, perché lui è stato molto considerato, però come notorietà più che altro per le canzoni di Combattiato. Devo fare anche mea culpa perché poi ho avuto modo di ascoltarle, sono dei lavori fatti molto molto bene, per merito di Sgalambro, ma anche per merito comunque della cultura musicale di Battiato. E quindi anche lì, però quello che colpisce, non è la prima volta che ne parliamo, Antonio, è che Manlio Sgalambro, che tu hai conosciuto anche di persona, è davvero una figura che offre sempre qualcosa di nuovo, anche a 10 anni, 11 ormai quasi, dalla sua morte. Sì, il libro di cui parlavi, di fatto, sono gli atti del convegno che si è tenuto nel novembre scorso a Catania, in occasione di una singolare coincidenza di date, perché, come dicevi, quest'anno, o meglio nell'anno appena scorso, il 2024, ricorreva il centenario della nascita e i 10 anni dalla scomparsa di Sgalambro, quindi c'è una sovrapposizione. 1924 nasce, il 2014 purtroppo ci ha lasciati all'età di quasi 90 anni. Quindi anche per nascita noi ci troviamo dinanzi ad una persona che ha attraversato tutto il Novecento filosofico, tutto il Novecento culturale italiano. Quindi si basti pensare che la sua attività
nasce sotto e si sviluppa sotto l'egida di Croce, di Gentile, quindi del neoidealismo, e termina quando ormai la filosofia, come di fatto accade, è ridotta al lumicino, se non del tutto spenta. Quindi è un'operazione meritoria quella che è stata compiuta, una delle tante compiute, altre sicuramente ne seguiranno a stretto giro, tutte volte a ricostruire criticamente la figura di Sgalambro, perché la vicinanza a Battiato di cui parlavi poc'anzi è da un lato è indubbiamente un valore aggiunto, il fatto che Sgalambro abbia collaborato con Battiato, quindi in qualche modo abbia volgarizzato la sua filosofia, abbia fatto in modo che il suo pensiero per Lacerti, per Incisi, potesse giungere in contesti presso i quali difficilmente un pensiero così complesso come il suo sarebbe giunto. Però di fatto ha creato anche questo vizio prospettico per cui Sgalambro non è ormai il paroliere e non è un filosofo, ma è di fatto viene liquidato come il paroliere di Franco Battiato. Quindi l'operazione, almeno parlò per me, ma credo che in questa direzione vadano un po' tutti, quelli quali hanno contribuito a vario titolo al volume, professori universitari, giornalisti, curatori del sito web, saggisti, è un po' l'operazione, un po' quella di smarcare la figura di Manuel Sgalambro dalla vicinanza a Battiato, non nel senso di diminuirne l'importanza, come tu dici, entrambi hanno fatto dei capolavori che rimarranno nella storia della musica italiana, ma quantomeno di capire cosa l'uno abbia dato e sottratto all'altro, perché è chiaro, se Battiato gli ha dato una certa qual notorietà, con la sua musica potrebbe aver ingenerato quei vizi di qui sopra. Se Sgalambro si è prestato a fornire i suoi testi alla musica di Battiato, indubbiamente ha dovuto democratizzare, volgarizzare contenuti di una filosofia che nasce come una filosofia ispida, lampeggiante, aristocratica. Quindi è un difficile equilibrio critico che va trovato e che da subito, dal 2025, allora quando scrissi il primo libro su Sgalambro, verteva su, diciamo, era animato da questo tarlo, quello di restituirlo ad una dimensione critico-interpretativa quanto più attagliata alle sue cose. Ecco, Antonio, perdonami, ti interrompo. Sì. Entriamo anche un po' nel merito, perché Manlio Sgalambro attraversa anche, approfondisce, scava nella storia, scava nel tempo, il che lo accomuna, non so, da parte tua ne abbiamo già parlato, non solo a un filosofo che è stato riscoperto in tempi recenti come Cioran. C'è quasi un parallelo, no? Anche Cioran credo sia diventato più conosciuto in forma postuma che quando era in vita. Ci sono tanti punti di contatto tra questi due grandi pensatori del Novecento. Sì, entrambi, allora innanzitutto entrambi pensatori, noi riusciamo a godere dei loro testi in virtù dell'operazione compiuta da Calasso e dalla Delphi, ma come loro ci sono tante altre figure più o meno a margine del discorso filosofico istituzionalizzato. Penso per esempio a Caraco, oppure anche per rimanere in Italia, non lo so, a Ceronetti, alla stessa figura con delle differenze di un Manganelli, ma c'è da dire questo: Sgalambro ha fatto di tutto per non essere Cioran. Sgalambro conosceva alla perfezione il francese, conosceva alla perfezione e leggeva, compulsava i volumi di Cioran. Indubbiamente ci sono delle tematiche in cui tra i due, il suicidio, la critica della storia, la critica della società, entrambi sono facilmente rubricabili entro quella che in altri tempi si sarebbe detta critica della cultura. Sgalambro ha fatto di tutto per non essere Cioran. Ci sono delle differenze, però tante sono le vicinanze. Il problema è della ricezione
critica dell'uno e dell'altro, perché il vero problema di Sgalambro è il fatto che in Italia, contrariamente a quanto accade in Francia, dove c'è un'enorme tradizione di saggisti al di fuori dell'università, di fatto la filosofia italiana è una filosofia universalizzata all'ennesima potenza, istituzionalizzata all'ennesima potenza. Quindi il vero discrimine tra i due è il contesto entro cui può avere ribattito la loro opera. Se la Francia ha, voglio dire, si pensi allo stesso, poniamo Ulbeck in ambito letterario, figure che sono nate e si sono sviluppati al di fuori di ogni contesto universitario. In Italia anche, voglio dire, la stessa letteratura, abbiamo buoni esempi di questi tempi, ha sempre un'aderenza al contesto universitario. Università nei confronti della quale Sgalambro, è inutile negarlo, è sotto gli occhi di tutti, fu assolutamente polemico, università che lo ricambia e l'ha ricambiato nel corso del tempo nella stessa identica maniera. Antonio, te lo chiedo a te che sei anche un insegnante, è questo anche che ci permette poi di riscoprirlo. A differenza di altri non è diventato, non si è istituzionalizzato. Noi abbiamo questi percorsi, potrei fare nomi a iosa di coloro che anche impropriamente vengono definiti filosofi, tutti o quasi alla fine sempre lì ruotano intorno alla cattedra, l'Ateneo, la baronia, come cavolo si chiama, eccetera. Il fatto di essere stato molto, anche hai detto, hai ricordato bene, contrario, critico, eccetera, è questo che ne ha conservato è quasi un'illibatezza, no? Una freschezza che lo rende, a distanza, ripeto, di 10 anni dalla morte, non si finisce più di scoprirlo. Scusa la frase è un po' banalotta, però è così, cioè sembra veramente forse perché appunto per fortuna non è stato conosciuto in vita come di solito conosciamo coloro che aderiscono al sistema, coloro che poi immancabilmente in cambio di ricchi premi e cotillon si appiattiscono, diventano conformisti, seguono la moda, seguono il politico che conviene, eccetera, eccetera. Anche nella sua collaborazione con Battiato, Sgalambro ha mostrato questa sua, non so come definirla, purezza o libertà, autonomia soprattutto. Sì, sì, prego, continua lui, Pierluigi. No, dimmi. finito. No, chiedo un po' un'opinione tua. Sì, Sgalambro aveva una fortissima ritrosia a mostrarsi, nonostante comparisse nei concerti di Battiato. Di fatto, da un punto di vista biografico, nulla si sa, o pochissimo si sa di Sgalambro. Il fatto che avesse dei figli, il fatto che magari avesse anche fatto dei piccoli lavori nel corso della vita, però veramente si sa nulla. Lui per primo non ha mai indulto a queste forme di autobiografismo, di confessione. Nei libri qui e là si trova ogni tanto qualche piccolissimo pezzo autobiografico, ma veramente gocce nell'oceano. Io a volte, così mentre scrivo i libri, penso non avesse collaborato con Battiato, veramente sarebbe stato conosciuto da nessuno. Probabilmente ciò che diceva Sgalambro, ciò che diceva Cioran, io sono un mistero, vivo quasi da spia degli uomini, spia dinanzi a me stesso, spia dinanzi a Dio, spia dinanzi agli uomini, cioè nessuno in fondo mi conosce. Credo questo discorso valga per Sgalambro, ma relativamente a quello che tu dicevi prima, a te ste, di questa ritrosia, di questa illibatezza, come l'hai chiamata, in fondo Sgalambro è un po' il collettore di quanti vadano in cerca di qualcos'altro. Anch'io evidentemente sono approdato a Sgalambro perché non ero soddisfatto della mia vita, del mio lavoro, dell'università, di quelli che mi si paravano dinanzi come professori universitari. Cioè questi autori, poi a Cioran puoi aggiungere gli aspiranti suicidi, falliti suicidi, questi autori sono la lettura, si approda a questi autori non per caso. Cioè qui
il vecchio discorso agostiniano, ti trovo perché mi hai cercato perché io in qualche modo ti ho trovato, è assolutamente è in piedi questo discorso. Cioè si approda a questi autori non a caso, si approda a questi autori non impunemente, se ne rimane segnati a vita. Probabilmente quelli quali sono soddisfatti della loro vita, della professione universitaria, delle lezioni che vengono loro impartite. Per esempio, proprio durante questo convegno ho scoperto, o meglio mi sono ricordato di quello che diceva Sgalambro degli universitari. Le università sono fatte di professori che istruiscono professori, che a loro volta istruiranno professori, e così via in infinito. Cioè i professori sono una pianta, una mala pianta potremmo dire, che alla fine genera altri professori, che genereranno all'infinito altri professori. Oppure un'altra definizione bellissima che Sgalambro dà dell'università: l'università è disposta a parlare, a trattare di tutte le evidenze del mondo senza averne nessuna. Cioè gli universitari trattano di morte, trattano di Dio, trattano di anima, senza avere mezza idea in testa. Cioè un po' questo è il problema della cultura. E questo Sgalambro sentiva veramente forte. Il fatto che tutti trattassero di tutto senza sviluppare nessuna evidenza. Naturalmente ci sono delle motivazioni storiche ben precise perché ciò accadesse. Il debolismo, Vattimo, il fatto che tutto dovesse essere interpretato eliminando i fatti oggettivi alla radice. Ripeto, sono queste figure, voglio dire, Cioran fu definito uno squartatore misericordioso. Sono quelle figure, voglio dire, che nella loro violenza interpretativa, nella violenza delle loro analisi, alla fine poi si mostrano come pietosi, perché ci vengono in soccorso, ci tendono una mano, alla fine mostrano come in fondo tutti siamo destinati ad un che di per niente anodino, per niente consolatorio, ma qui si può dare una forma di salvezza in qualche modo. Nel momento in cui tu sai cos'è il peggio, come dirà Sgalambro, alla fine è lieto vivervi. Nel momento in cui sai che questo è un inferno, alla fine la via quale può essere? La via successiva alla consapevolezza, quella di un'ironia, di un comico. E questo per esempio è uno dei problemi su cui la critica, a mio parere, dovrà gettare luce, la presenza di questo comico, di questo ironico nell'ultima produzione di Sgalambro, quando invece lui era partito da posizioni assolutamente di sarcasmo feroce, posizioni assolutamente corrusche, posizioni in qualche modo indigeribili a quello che era l'ottimismo degli anni '80. Perché poi questo è un altro problema, queste figure che sembrano isolate rispetto al resto del contesto, rispetto alla narrazione invalsa, poi sono figure polemiche nei confronti di quella narrazione. E perché si possa essere polemiche? Questo è un punto che si tende a dimenticare. Perché io possa polemizzare con l'università o con determinate linee che sorgono in quell'università, io devo conoscere ciò che l'università produce. Sgalambro e Cioran non esisterebbero, li si volesse vedere alieni rispetto al loro contesto. Loro avevano piena consapevolezza del contesto culturale, piena consapevolezza delle filosofie praticate al tempo. Cioè Sgalambro, io l'ho mostrato, o almeno ho tentato di farlo in un saggio di qualche anno fa, l'esordio di Sgalambro è perfettamente in linea con una certa interpretazione di Schopenhauer, quella italiana degli anni '70, con un certo dibattito attorno all'entropia, con un certo dibattito attorno al problema, ai residui del problematicismo italiano. Cioè sono filosofie che non nascono sulle nuvole, ma sono filosofie che si tramano in un diuturno rapporto dialettico con la filosofia, col pensiero del proprio tempo. La stessa, Antonio, voglio dire, partendo dallo stesso Battiato, la stessa idea di Battiato, poniamo, di musica, di pop, era in polemica con quello che poteva essere la canzonetta italiana degli anni 60-70. Cioè sono operazioni sofisticate, ma sono a loro volta
a loro modo delle risposte. Antonio, siamo in chiusura, abbiamo giusto un minuto. Volevo chiederti questo, è una mia tentazione. Non vorrei banalizzare dicendo che uno dei punti anche di contatto tra Cioran e Sgalambro, però ripeto, ho paura di banalizzare, la capacità sublime di non prendersi sul serio, il che non vuol dire andare nella superficialità, ma vuol dire esporre una visione che è particolare, è personale e vuole evitare certe pedanterie, certe pesantezze, perché mi ricordo tanti anni fa, era il 96-97, in un'intervista riportata sui giornali italiani a Cioran a Parigi, l'intervistatore si stupiva perché Cioran, che avrà avuto 70 anni all'epoca, forse anche di più, lo aveva trovato dopo aveva fatto jogging ed si era presentato all'intervista con una tuta fucsia, con dei fazzoletti con la bandana, cose di questo genere, e lo descriveva questo intervistatore anche un po' divertito, un po' no. Però rischio di banalizzare o qualcosa comunque c'è di fondato in questa sublime, perché te lo dico perché per me non prendersi sul serio è il massimo della manifestazione dell'intelligenza. Io purtroppo mi prendo spesso sul serio e mi sento proprio un cretino per questo, per cui quando qualcuno non si prende sul serio tendo a considerarlo un genio. No, hai perfettamente ragione. Io ti posso raccontare due aneddoti. Niente, Cioran che racconta, lo leggevo in un libro di una che all'epoca, uscito qualche anno fa, di una che all'epoca, se non ricordo male, ebbe una relazione quasi amorosa con Cioran, il quale le disse: senta, non lo dica nessuno, le confesso una cosa, ma a me piace molto vivere. Oppure non dimentichiamo un altro episodio di Galambro, fece un disco di musica pop, fan club, e lui come lo presentava ai giornalisti, dice: questa è una forma di divertissement pascaliano, è una forma di diversione pascaliana, di divertimento. Sì, no, ma se mi è consentito fare riferimento, Galambro non era questa persona cupa, atrocemente pessimista, era una persona di una gradevolezza unica, cioè aveva questa maschera, questo aspetto, questo, come è stato detto, questo volto di selce scheggiata, ma alla fine era una persona veramente un signore d'altri tempi, di un'ironia sottile, di una gradevolezza, ma tutta l'ultima sua fase è dettata da questa volontà di smettere i panni del solone filosofico, di smettere, ma gli stessi libri di 100 pagine, cioè solo una persona di grande intelligenza, quale lui era, poteva dire: i libri ormai non devono più superare le 100 pagine, proprio perché non è più tempo da libri, da trattati di 400 pagine. Cioè questo la dice lunga su come lui avesse esatta percezione. O ti faccio un esempio: per scrivere, quando scrisse, e poi mi taccio, quando scrisse un libro dedicato alla società, libro dal titolo meraviglioso dell'indifferenza in materia di società, lui per primo frequentava i chioschi, come li chiamava lui, i chioschi di acqua colorata di Catania, si frammischiava le persone nei pub, oppure, voglio dire, andava in discoteca all'epoca con altre figure, con lo stesso Battiato, frequentava le discoteche, questo appunto per una forma di adesione al mondo, una forma di osservazione del Antonio, sono le 15, devo tassativamente chiudere. Allora, ricordo ancora Il coraggio della verità, Magno Sgalambro, 100 anni dalla nascita, Luigi Pellegrini, editore, 18 euro, 244 pagine, tra gli interventi anche quello di Antonio Carulli, che abbiamo avuto il piacere di avere ai nostri microfoni. Grazie ancora, risentirci presto. Gentilissimi, grazie, buon anno ancora, grazie ancora. Chiudiamo, grazie a Lorenzo il Magnifico, sulla tolla di comando e regia tecnica. Salutiamo anche la misteriosa Sveva, una donna avvolta nel mistero. E grazie a tutti per aver seguito anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato
Oltre la pagina.